Amiche e amici del grande volley femminile, ben ritrovati. Siamo con le immagini sul parquet del Centro Sport Palladio di Vicenza, dove tra qualche istante andrà in scena la gara numero 3 di Coppa Italia, di fronte le formazioni della CIA Minetti Vicenza, che adesso va al primo punto con il muro, e la Scavolini di Pesaro. Due formazioni, soprattutto Scavolini Pesaro, largamente rimaneggiata, ma poi in cammino facendo vi spiegheremo perché. La CIA Minetti Vicenza, anche lei comunque priva di un paio di perine importantissime. Però andiamo per ordine e vediamo un po' com'è la situazione. I primi palloni sono stati giocati agli ordini dei signori Giuseppe Caldarola di L'Aquila e Stefano Ippoliti di Pescara. Si gioca questa gara 3 di Coppa Italia, sono mini gironi da 4 squadre, che poi in questo girone ci sono la Meggius Padova e il Forlì. Vicenza ha perso la prima partita, lo ricordo, contro la formazione patavina per 3-1, la Meggius a Padova, poi ha vinto 3-1 invece contro Forlì qui a Vicenza. Quindi oggi un'occasione d'oro per ricavarare punti preziosi per entrambe le squadre, ma soprattutto per Vicenza, sfruttare il turno casalingo, un turno che si svolge casalingo, insomma sì, si gioca a Vicenza, ma non nel campo diciamo originale, il Palacia, che sta in questo periodo sotto l'oggetto di lavori di risistemazione, per poter così aggiungere intanto un quorum di pubblico importante e poi soprattutto poter appunto giocare il campionato, che inizierà il 26 di novembre, la prima giornata. Adesso vediamo un po', c'è questo passa l'attacco di Mia Jerkov, 3-2. Andiamo a vedere quali sono i sestetti che hanno mandato in campo i rispettivi allenatori. Allora la formazione pesarese con Carolina Costa Grande De Pilaro, una italo-argentina, poi con il numero 12, con il numero 8 Chiara D'Allora, con il numero 5 Kinga Makulevitz, nascita polacca ma francese, poi con il numero 9 Chiara Di Giulio, ex Vicenza, con il numero 2 Martina Pierantoni e poi Chiara Gattoni. Tanto Steffi Pacagnella porta il punteggio sul 4-2 per Vicenza. Risponde la formazione vicentina con questo sestetto: Ivana Ciorcic numero 1, la serba montenegrina, poi Valentina Righetti numero 2, Valdone Petrauskaite, grande punto di Mia Jerkov direttamente dalla battuta, 5-2. Valdone Petrauskaite è lituano, lo ricordo, poi Mia Jerkov, la croata, col numero 8, con il 15 la capitana Stefania Pacagnella, con il numero 9 Bojana Radulovic, che ricordo è un nuovo acquisto della società Berica. In cabina regia manca, ricordo, Stefania Dalligna, la titolare diciamo il direttore d'orchestra della squadra, impegnata in azzurro per i prossimi mondiali insieme a Takahashi, Miyuki Takahashi, la giapponese, giocherà appunto con il Giappone. Dall'altra parte invece mancano 4 giocatrici, andremo a vedere poi chi sono, ma la nota più bella, oltre che quella del nuovo arrivo di Radulovic, invece c'è un altro punto di Vicenza, ci porta sul 6-3. La cosa più bella è che ha fatto il suo rientro in squadra Mauro Gennaro, che dopo un lungo periodo in azzurro è ritornata a vestire i colori bianco-rossi, perché Massimo Barbolini ha scelto Cardullo al suo posto per i mondiali, ha optato per una diciamo scelta di grande esperienza, anche se a nostro avviso portare 2 libero in Giappone per i mondiali non sarebbe stato male, sarebbe rischiato meno, ma ha portato un solo libero, cioè Paola Cardullo, per un soffio. Mocchi Gennaro quindi non è entrata nel clan azzurro per i mondiali, ma è qui felicissima di, dopo l'esperienza in azzurro, di continuare a vivere i colori bianco-rossi. Adesso c'è un errore in attacco per Vicenza, 6-5, Pesaro
si riavvicina a una sola lunghezza. Sezione Vicenza, eccola qua, Radulovic, poi Miajerkov, si salva Pesaro. Bagger riporta l'azione di Vicenza in attacco comunque, attenzione adesso, altra conclusione, sporca il muro, buona difesa di Pesaro, poi il pallonetto e la conclusione, mentre a fare Vicenza in qualche modo viene fuori. E adesso vediamo un po' cosa succede, niente, c'è un lungo attacco, adesso c'è il numero 12, Carolina Costa Grande De Pilar, trovata praticamente a invadere. 7-5, siamo a punto dal primo time out tecnico. Radulovic si voglia in battuta, poi attenzione a questa conclusione, il muro di Valdone, Petroscaite e Valentina Arrighetti, si va sull'8-5, primo time out tecnico della partita. La partita mette in palio punti preziosi per passaggio, la qualificazione agli spareggi alla seconda fase di questa formula un po' strana di Coppa Italia che poi ricorderete. Il volto di Bojana Radulovic, ne è arrivata a tempi record, tutto posto anche l'iter burocratico, per cui si va a vivere questo momento. L'attacco di Cercic viene ripreso da Pesaro che sbaglia comunque il contrattacco con Chiara Di Giulio. 9-5, 4 punti di vantaggio Vicenza. Ricordo, Scavolini Pesaro priva di ben 4 titolari, sono Lindsay Berg, la palleggiatrice americana, poi Marianne Steinbecker, la brasiliana, l'altra brasiliana Sheila De Castro Tavares e Martina Guigi della nazionale azzurra, tutte impegnate ai mondiali. Mancano, come detto, nelle fila invece belliche Miyuki Takahashi, la giapponese, la nipponica, e Steffi Dalligna azzurra. L'errore direttamente da battuta adesso con il numero 18 Elisa Muri. 10-6. Radulovic, la battuta insidiosa, si sapeva, e passa appunto. No, Valdone, Petroscaite, scusate, non Radulovic. Valdone, eccola lì. La Lituana, lo scorso anno in Francia. C'è time out chiesto da coach José Roberto Guimaraes De Roberto, allenatore della nazionale brasiliana e della Scavolini Pesaro. Valdone Petroscaite dopo il time out, 11-6 per Vicenza su Pesaro. Primo set di questa gara 3 di Coppa Italia. Si gioca, Righetti alza per Cercic, buona difesa di Pesaro che può contrattaccare con Carolina Costa Grande, il tocco, ma si salva Vicenza. Mocchi di Gennaro, eccola qua, Bagger, altro Bagger per l'appoggio all'attacco, centrale per Costa Grande, mentre da fare Vicenza può contrattaccare, un attacco che va a punto con Valdone Petroscaite. (12-6) doppiata o Pesaro, ma ricordo sono partite che fanno sì punti, importanza. Adesso c'è questo punto invece di Pesaro, 12-7, ma ricordo che le squadre in questo periodo sono, molte squadre, non tutte, sono praticamente rimaneggiate, lamentano assenze dovute ai prossimi mondiali. De Gennaro, eccezione, Arrighetti, letto la sua conclusione, l'attacco di Pesaro, buona difesa di Vicenza, alza ancora Righetti, poi Cercic che passa, no, è punto di Pesaro, incredibile difesa di Pesaro, e andiamo sul 12-8, meno 4, bella difesa di Pesaro, fortunata, ma c'era. Jerko poi ricevuto, poi adesso ancora Cercic, non passa la serba, brutta alzata di De Muri.
13-8. Vale Pisca Righetti. Attacco per Di Giulio che non passa fuori. Di un soffio attacco di Chiara Giulio, ex Vicenza. Non per un'intera stagione mi pare, ma potrei sbagliare. Righetti, Di Giulio. Alzata sempre per lei. Buona difesa di Vale Righetti. Poi Erkov che sbaglia. Sbaglia l'attacco di Erkov, 14-9, sempre più 5 comunque. Eccola Dall'Ora. Chiara Dall'Ora. L'alzata, poi l'attacco di Korčić fuori. 14-10. Spiove palla. Brutta ricezione. Niente da fare. Punto Pesaro, 3 punti di fila per le marchigiane. C'è il time out chiesto da Manu Benelli. Allora da più 6 a più 3 Vicenza, ha perso 3 punti per strada. Sì, Maculevitz viene chiamata da uno dei due arbitri che ricordo sono i signori Giuseppe Caldarola di L'Aquila e Stefano Ippoliti di Pescara. Dovremmo esserci per la ripresa del gioco. Chiara Dall'Ora. L'attacco di Vicenza con Jerkov. Pallonetto di Jerkov, ha fintato conclusione forte e poi invece ha ammorbidito la conclusione. 15-11, torna più 4 le lunghezze di vantaggio per Vicenza. Ivana Črčić sbaglia direttamente dal servizio, dal salto. 15-12. E qui la giovanissima Martina Pierantoni, battuta. Ricezione buona di Vicenza, Pacagnella, il muro fuori. Passa Steffi, con un po' di fortuna la capitana biancorossa, 16-12, siamo alla timeout tecnico. Secondo del primo set. Vicenza Più, il settimanale che aiuta il quotidiano. Ogni sabato Vicenza Più, ti aiuta ad approfondire il quotidiano. Vicenza Più Donna, Vicenza Più Aziende, Vicenza Più Sport, Vicenza Più Cultura, Vicenza Più Giovani, Vicenza Più Mode. Vicenza Più, tua ogni sabato in edicola o compresa nel prezzo di eventi cittadini. Vicenza Più approfondisce l'informazione e proietta Vicenza più avanti. Tutti i sabati in edicola e in città. Vicenza Più, più liberi di sapere. Il volto di Mia Jarkov, la croata figlia d'arte. Padre solo giocava però a basket. Grande campione. Brava Moghe De Gennaro che stava, ottima palla. Poi Baldone per Toscaite, il muro su di lei. Pesaro si avvicina, 16-13. Chiara Di Giulio. Out di un soffio. 17-13, Vicenza più 4. Steffi Pacca. Dove palla, bruttissima ricezione di Giulio. C'è il punto della Patavina. Ma Vicentina di Tim. 18-13, si allarga la forbice, più 5 il vantaggio in questo primo set.
Molto buona ricezione e anche l'attacco di Pesaro. Makulevic. (18-14), ma Kulevic, come dicono in Francia. E poi c'è l'attacco sbagliato di Valdone Petrauskait. Si riavvicina 18-16, piano piano Pesaro è lì. Valdone, poi eccola qua, vuole scattarsi, questa volta passa. 19-16. Mette in difficoltà Pesaro questa battuta, poi Costagrande appoggia, buona Mocchi De Gennaro, brava Radulovic, poi Ciorcic, il muro, niente da fare, il muro pesarese sta venendo fuori, 19-16, comunque 3 lunghezze di vantaggio la Vicenza, che ne aveva 6, poi ne ha avute anche 2, poi 3, da approfittarne adesso. Buona ricezione di Mocchi. E passa l'attacco vincente di Vicenza. 20-16, inquadrata Valdone Petrauskait. Ricezione, buono anche l'attacco, terrificante, mette praticamente, c'è questa deviazione, il muro vicentino che spiazza un po' le compagne di squadra, niente da fare. 20-17, tiene duro Scavolini Pesaro. Arrighetti non passa perché Costagrande in bagger, poi Puerari, Ramona Puerari, la libero pesarese, ma adesso Vicenza attacca con Vale, una veloce di Vale Righetti. Vale il 21esimo punto, 21-17. Ah, mamma mia. E poi da allora mette giù palla. Molto promettente questa ragazza, uno dei giovani talenti italiani. 21-18, battuta chiara da allora. Gennaro a filo rete la sua ricezione, poi ci riprova Miajerkov con uno dei suoi tocchi velutati, entra a fare di Giulio e c'è il punto, muro. Paccagnella su di Giulio. 22-18, incontro che riserva buoni sprazzi. Ivana Ciorcic. Buono il muro di Vicenza su questo attacco pesarese, poi alza Radulovic per Miajerkov, niente da fare. L'appoggio, Vicenza può approfittare per un nuovo attacco. E Valdone Petrauskait di un soffio fuori, peccato, era buona la sua intenzione ma non ha trovato fortuna. 22-19, gara molto equilibrata in questo primo set, penso sarà così anche per i prossimi. Esce intanto Pierantoni e entra Lucia Lunghi, molte giovani da far maturare come Vicenza, forse come Vicenza nessuno fino adesso l'ha fatto. Paccagnella, letta la sua conclusione, poi attenzione, il muro e passa. Grande muro di Vicenza, si va sul 23-19. Sbaglia la battuta Miajerkov, che non è all'altezza della partita di Forlì, è stata molto più
continua. 23-20, Chiara Di Giulio, pallonetto si può dire, Radulovic per Pacagnella che passa, mette palla dove non può arrivare nessuno. 24-20, siamo alla palla del set, 4 set ball per Vicenza. Attenzione, male di Pesaro che però può attaccare con pallonetto velenifero, ma si salva, grandissima Jerkov. E c'è il punto? No, palla contesa, si rifà tutto, c'è questo time out, non abbiamo capito quale panchina l'ho scelto, comunque c'è time out, quando manca un pallone teoricamente al termine questo primo set di Coppa Italia. Gara 3 di Coppa Italia tra Scavolini Pesaro, che è qui ospite al Centro Sport Palladio della CIA Minetti Vicenza. Si riprende con Stefani Pacagnella, Vicenza può chiudere il set. Buona ricezione di Pesaro che attacca, passa molto bene con Carolina Costagrande. 24-21. Annullato il primo set point, battuta Martulevic, la capitana. C'è da far bene questo compito, un pallone, dai. E passa e si vince il set, 25-21, botta fortissima di Vicenza in attacco. E così si chiude questo primo set per la CIA Minetti Vicenza sulla Scavolini di Pesaro. I rivestimenti di facciata eleganti e luminosi sono il nuovo volto del XXI secolo. Novello Stampaggi rinnova edifici industriali, civili e commerciali con materiali all'avanguardia resistenti nel tempo. Novello Stampaggi, esperienza e professionalità per garantire al cliente alta qualità, dalla scelta del materiale alla progettazione e lo sviluppo, fino alla messa in opera. Novello Stampaggi, il nostro successo è la vostra soddisfazione. Amiche e amici del Grande Volley, ben ritrovati. Siamo al tie break di questa appassionante gara di Coppa Italia tra CIA Minetti Vicenza e Scavolini di Pesaro al Centro Sport Palladio, impianto che sta ospitando le partite casalinghe di Coppa Italia della CIA Minetti Vicenza, in attesa di avere a disposizione nuovamente il Palacia, dove sono in corso i lavori di risistemazione. Speriamo che arrivi per il campionato questo impianto per cominciare alla grande. E la situazione dopo i primi 4 set, avete già capito che siamo al tie break, vede parità appunto 2-2, 25-21 per Vicenza il primo, 25-22 per Pesaro il secondo, 25-23 per Vicenza il terzo, 25-17 per Pesaro il quarto. 3 set equilibrati, un quarto un po' meno con Pesaro che è andato alla grande quando si pensava che Vicenza potesse assestare il colpo del KO, invece non è stato così. Si va a giocare adesso, ogni punto ragazzi è un patema d'animo. Attenzione, Vicenza non può attaccare come vorrebbe, quindi il primo vero attacco forse lo farà Pesaro. Muri e passa Makulevic, 1-0. Ricordo 4 assenze importantissime per Pesaro, le due brasiliane Sheila e Marianne, poi Lindsay Berg, l'americana, pareggiatrice titolare, e Martina Guigi, azzurra. Per Vicenza 2 assenze altrettanto fondamentali, quelle di Stefano Dalligna, azzurra, e di Miyuki Takahashi. Tutte queste giocatrici, sia quelle pesaresi, bravissima Carolina Conti, 1-1 intanto. Saranno impegnate prossimamente al mondiale di Giappone. Siamo a tie break. Buona difesa di Vicenza, siamo sull'1-1. Attenzione. Poi il tocco, niente da fare, Vicenza non passa, forse la palla era per terra. Radulovic, poi grande difesa, grande spettacolo qui a Vicenza. Veramente bravissime ancora le giocatrici, tutte quelle che sono in campo. Jerkov appoggia solamente. Muri ancora e passa Pesaro con Mazulevic, la franco-polacca. 2-1. Mamma mia, sarà un tie break al fulmicotone questo.
Pesaro in battuta, fuori direttamente, regala la parità a Vicenza, 2-2 la parità. L'errore è stato di Martina Pierantoni. Andrea Carolina Conti, importante per vincere questa partita, per fare punti nel girone. Bella questa difesa. Carolina Conti non passa, recupera Pesaro. Poi dall'altra parte il muro che non va su l'ennesimo attacco di Carolina Costagrande. 3-2 il punteggio, Pesaro avanti di una lunghezza. Chiara Di Giulio, Pacagnella, Radulovic, Arighetti, passa, Pische, Arighetti, no, Mia Jerkov, scusate, Mia Jerkov, Arighetti in panchina in questo momento. Eccola qua, Mia Jerkov, la croata. Grande ace, non è il primo di Merkov in questa partita. 4-3, un punto fondamentale a livello psicologico di vantaggio per Vicenza. Diagonale velenosissimo per lei. Stavolta Pesaro c'è. Il tocco, brava Radulovic, a filo rete, niente da fare, 4 pari. Tentato di fare il miracolo Radulovic, che ricordo è il nuovo acquisto della Ceminetti Vicenza, attesa dall'arrivo di Stefania Dalligna. C'è bisogno in cabina di regia, insieme a Serena Chiaro c'è anche adesso Bojana Radulovic. Ecco qua, Valdone per Tuscate, non passa, 4 pari. Tutto il peso attacco è su Costagrande o su Kinga Makulevich, ma questa volta Costagrande sbaglia. C'è il nuovo punto di vantaggio per Vicenza, 5-4. Adesso vediamo un po' ancora Costagrande, passa una selva di mani. 5 pari, equilibrio che non si sblocca, nessuna squadra prende un minimo doppio vantaggio. Radulovic serve, Valdone, Petrauskaite che passa. - 6-5 per Vicenza, che ha letteralmente buttato al vento un quarto set dove non c'è stata praticamente quasi mai. Attenzione adesso perché Muri, Costagrande appoggia solo. È un'ottima, ghiotta opportunità per Vicenza passare il doppio vantaggio. Non ce la fa, Conti viene letta. No, errore di Pesaro con la giovane Pierantoni. Ed è il doppio vantaggio, 7-5, siamo a un punto dal cambio di campo. C'è il time out chiesto da Roberto, tecnico della formazione pesarese, brasiliana anche perché avrà altri 2 brasiliani in squadra per il campionato. Allora, tie break di questa gara valida per la terza giornata della Coppa Italia. Vicenza avanti 7-5, 2-2 il punteggio. Il muro adesso su Pesaro che riattacca, ancora il muro, e questo è un break importantissimo. 8-5. Squadra ha capito che doveva mai mollare con questo Pesaro, e c'è il cambio di campo con 8-5, 3 punti di vantaggio per la Ceminetti Vicenza, 3 punti di ossigeno puro. Inquadrata Bojana Radulovic, prima partita in maglia bianco-rossa per lei, appena arrivata direttamente da Versace. 8-5 Vicenza, questo tie break. Conti, De Gennaro alza, passa, 9-5, passa a Valdone, Petrauskaite. La sensazione è che, come è rimasta, diciamo,
subito dopo terzo set Vicenza, si è rimasta subito dopo il quarto set e fuori dagli schemi Pesaro, ma merito di Vicenza che è tornata a crederci. Giulio, attenzione, l'appoggio, no, adesso Vicenza ha letto bene tutto e c'è Jerkov che però sbaglia un'occasione fondamentale, peccato. Mia Jerkov sbaglia 9-6, regalato un punto in un piatto d'argento. Costa Grande va alla battuta, le quali sono battute senza esclusione di colpi. Mamma mia, passa questo tocco velenoso, Vale Righetti Pische. 10-6. Valdone, Petrauskaite, una battuta di Giulio Muri e c'è l'errore di Vicenza, cercava di murare sulla giovane D'Allora. C'è più di qualche protesta nei confronti della coppia arbitrale. Si va avanti 10-7, ancora lunga. Pische chiede la palla e la trova da parte di Radulovic. 11-7, 4 punti al successo di questa partita. 2 punti fondamentali in palio, sbaglia Vale Righetti. 11-8, 3 lunghezze ancora da difendere con i denti. Cambio, entra Lunghi, esce Pierantoni. Direttamente al servizio, Lunghi. Radulovic, si salva Pesaro che può attaccare, attenzione, bisogna far muro, niente da fare, Vicenza può approfittarne, Jerkov ancora che passa il muro, ancora si regola Vicenza, terza volta non passa ancora Jerkov e passa invece con grande cattiveria Carolina Costa Grande. 1-9, -2, chiama time out Manu Benelli. Eccolo qua Lucia Lunghi per Pesaro che deve recuperare 2 punti sulla Ceminetti Vicenza che vuole assolutamente chiudere questa partita. Soffertissima l'errore. Questo è un regalo 12-9, regalo per parte di questo tiebreak appassionante dopo il 2-2 diciamo così dei set regolari, chiamiamolo così. Conti di Giulio Muri, passa Makulevich, (12-10). Giulio, Pacagnella, Radulovic, Pacagnella, c'è il muro. 12-11, a un solo punto Pesaro. Vicenza aveva allungato, sembrava l'allungo decisivo e invece così non è. La pallavolo è stupenda anche per questo motivo. Nulla è mai scontato. Adesso non può più sbagliare. Radulovic chiama Jerkov, il muro fuori, fortunatamente la palla esce. 13-11, ma quanta fatica. Due squadre che hanno lottato, come ho detto, con il coltello tra i denti. Esce Conti ed entra la Valentina Bedin, altra giovane prodotto del vivaio bianco-rosso. L'ennesimo. Jerkov, no, sparacchia. Tentato la battuta forte, 13-12. Ha rischiato. Kinga Makulevich al servizio. Morbida invece la sua battuta. Per fortuna a una mano il servizio di Radulovic per Petrauskaite. 14-12, c'è la palla del match. Vicenza ha 2 tentativi, vediamo chi la spunterà.
Stefi Pacagnella, la bandiera biancorossa capitana per la seconda stagione della Minetti, in questo caso della CIA Minetti, va alla battuta. Guerrari, Costa Grande, fuori, Vicenza vince 15-12 alla tie break, 3-2 Vicenza. Una grande fatica, ma si sapeva sarebbe stata dura. Una vittoria che conta per il morale. 2 punti importanti, Vicenza mantiene nei quartieri alti della classifica del girone. Ma onore va anche questo Pesaro che, sebbene senza 4 giocatrici importanti, ha tenuto in bilico la partita fino alla fine. Ma anche Vicenza deve lamentare, come detto, 2 importanti assenze. E poi è la prima gara per Mochi De Gennaro e la prima anche per Radulovic con questa squadra. Quindi 2 squadre da rivedere in campionato. Ovviamente importante che era vincere. Vicenza ha vinto con qualche patema d'animo, ma ha vinto 3-2. Cosimo Nubenelli, un 3-2 che è sempre una vittoria importante per il morale, vittoria importante per la grinta, anche perché questi gironi o arrivi primo o sei migliore delle seconde, quindi non hai molte scelte. Sì, beh, vabbè, adesso chiaro che al di là dei risultati noi guardiamo in casa nostra, guardiamo la crescita della squadra. Stasera, dopo solo qualche giorno di allenamento, ho voluto comunque provare la nuova asse palleggiatore libero che a mio avviso in una squadra è l'asse portante, l'asse sulla quale poi girano tutte le altre e quindi è chiaro che non avevamo l'amalgama che potevamo avere l'altra volta, però io sono convinta che questa sia la squadra che può dare di più, che crescerà di più e quindi insisterò sicuramente su questo. Comunque credo che abbiamo fatto. Mi è piaciuta la vittoria perché è stata una vittoria anche di grinta, cioè anche forse per la prima volta, sicuramente quest'anno, ma forse anche l'anno scorso, la rabbia l'abbiamo messa contro l'avversario e non contro qualsiasi altra cosa. Spesso la rabbia ci limita, oggi la rabbia ci ha fatto vincere, questo comunque un passo avanti. Squadre ancora rimaneggiate per l'assenza di molte giocatrici per i mondiali, però è una Coppa Italia a cui tengono in molti e si vedono partite proprio accese fino all'ultimo secondo. Beh certo, anche perché è un periodo in cui si lavora tantissimo, quindi le ragazze la domenica hanno anche voglia di dimostrare quello che stanno provando. Chiaro che da fuori non si può vedere il gioco nel globale, noi stiamo lavorando ancora molto singolarmente sulla tecnica eccetera e personalmente tante cose le sto vedendo, quindi tante cose nuove che mettiamo, tanti piccoli mattoncini che mettiamo su, quindi ripeto, forse ci può aver illuso un po' la nostra partenza, ma perché è così, quando c'è lo spessore tecnico ma non c'è l'amalgama, la partenza è sempre brom, come un treno, poi ovviamente saltano fuori anche i problemi di amalgama, quindi era abbastanza preventivato questo. Comunque insomma abbiamo vinto, ripeto, e vinto bene alla fine perché abbiamo perso i set che non abbiamo giocato, giocando abbiamo sempre vinto. Giochi di una volta, un'originale idea a regalo, un viaggio nel tempo per incontrare un passato che diventa un patrimonio indimenticabile. Il recupero dei giochi tradizionali rappresenta per alcuni il ricordo e per altri la riscoperta della propria storia. Scalon, Fionda, Porcola, Sercion sono solo alcuni dei numerosi passatempi raccolti nel DVD Giochi di una volta, caratterizzato da un insieme di testimonianze da consegnare alle generazioni future e da spiegazioni pratiche per provare a portare i giochi passati nel nostro presente. Il DVD Giochi di una volta lo puoi acquistare al prezzo di €12. Acquista subito su Amazon o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiù.com o telefona allo 0444 142 99 15. Quello che dovevi sapere sulla Banca Popolare di Vicenza, Vicenza Più lo ha scritto, da sempre. Acquista subito il libro Vicenza, la città sbancata su Amazon, nelle migliori librerie ed edicole o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. A soli €12 la seconda edizione arricchita di consigli su come recuperare soldi e tranquillità, disponibile anche come ebook. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiù.com o telefona allo 0444 142 99 15. Con Vicenza Più, nessuno ti sbanca più. Se leggi Vicenza, la città sbancata.